Segno più per le città d'arte, volano in Veneto di una stagione turistica con il segno meno. Crolla la montagna nel 2014, tiene il mare che ha dovuto fare i conti con l'estate più pazza degli ultimi anni. E allora ecco che accanto agli oltre 24 milioni di turisti che scelgono il mare spiccano nel 2013 18 milioni che si riversano nelle città d'arte, con Venezia a fare la parte del leone, ma con un potere attrattivo che tocca Verona, Padova, Treviso e Vicenza, città della cultura che si sono confrontate a Padova nel corso della presentazione del primo rapporto sulle città d'arte del nord Italia. Queste città d'arte hanno dei compiti in più rispetto ad altre città che hanno gli stessi problemi, la sicurezza, i trasporti, eccetera, hanno anche quello della conservazione, della tutela e della valorizzazione delle opere d'arte. È l'industria turistica a produrre l'8,5% del PIL del Veneto, un'industria cresciuta anche nei primi 7 mesi dell'anno, prima dello stop estivo. Le potenzialità delle città d'arte che coniugano bellezze naturali e paesaggistiche, eccellenza enogastronomica a un turismo di sensazione sono in aumento e l'occasione da non mancare sarà per tutti l'Expo 2015, a cui Padova si sta preparando collaborando a una mostra dedicata a Giotto in rete con Milano, Firenze, Assisi e Napoli, le città dove visse e lavorò il grande maestro.